Dopo un secondo sopralluogo da parte dei tecnici del Comune di Agrigento, della Protezione Civile regionale, le famiglie di via Favignana a Monserrato sono tornate a casa. Ecco, lei da tempo che si intesta questa battaglia è anche un punto di riferimento per le famiglie. Ecco, come hanno accolto questa decisione? C'è preoccupazione? Ma guardi, lo ero primo vicino alle famiglie, alle problematiche, alle tematiche che riguardano Monserrato e lo sono ancora più adesso e sono sinceramente preoccupato, così come sono preoccupate le famiglie. Perché, vede, noi siamo partiti con le lamentele, le richieste, da 12 anni a questa parte, siamo partiti con le preoccupazioni, abbiamo scritto, riscritto, abbiamo fatto, detto e ridetto. Dopodiché è arrivato quello che avevamo già immaginato prima, cioè lo sgombero della palazzina perché si è verificato un ennesimo evento franoso. Una settimana circa arrivano i tecnici della protezione civile regionale e dicono guardate che non ci sono problemi per quanto riguarda la stabilità dell'immobile. Bene, siamo contenti, le famiglie sono ritornate nelle proprie case andando a vivere la propria vita quotidiana perché comprendete bene i disagi. E quindi... Ma intanto mi chiedo, e faccio una domanda, me la rivolgo al sindaco, ma in un primo sopralluogo non era possibile fare attenzione maggiore per comprendere se realmente queste famiglie dovevano andare via o meno, visto che sono state svegliate alle 23:30 di sera per andare via? Ma in ogni caso, domani mattina che cosa facciamo? C'è un preannunciato attività di carotaggio, si presume entro 10 giorni, ma è realmente così? Ecco, le famiglie attendono risposte serie, anche perché lì bisogna intervenire, perché il pericolo realmente che c'è o non c'è, così ad occhio nudo, non sono un tecnico, non siamo tecnici, le famiglie non sono dei tecnici, ma sembrerebbe che continua ad esserci. E allora si continua ad avere paura. Quindi questa paura va scacciata, va sconfitta con che cosa? Con atti concreti da parte dell'amministrazione comunale e da parte dell'amministrazione regionale. Ma il collante tra queste due, diciamo, amministrazioni è il sindaco della città. È al sindaco che mi rivolgo nuovamente chiedendogli di fare chiarezza. Io preannuncio ufficialmente a breve una conferenza stampa fatta da me, perché credo che sia opportuno dire la verità su via Favignana, su tutti quelli che sono stati i processi da 12 anni a questa parte. Consigliere Vullo, sicuramente le famiglie saranno contente perché tornano a casa, ma la preoccupazione, lei ha avuto modo di parlare con alcune di loro? Ma guardi, io mi sento costantemente con le famiglie, in questi giorni ci siamo visti, sono stato a contatto telefonico costante, anche ieri li ho informati io della ordinanza di revoca dello sgombero, però la sensazione che ho avuto parlando con le famiglie qual è? Quella che continuano ad avere paura e preoccupazione.